Entrambe ancora ferme al palo, entrambe pronte a riscattarsi nella terza giornata. Amici del futsal, benvenuti al Pala Roma per Montesilvano, Audace Verona. Mentre arriva il fischio, partiti. Buono il corridoio per Maretti con il mancino, il suo piede scheggia forse la traversa. Pensa per un attimo al servizio Evelyn, poi va da Maretti, anticipata però da Spadano in mezzo per Donati, ancora Donati contro Verdù, strozza troppo la conclusione. Ripartiti con il Ferro Carillo Est, Spadano, D'Incecco in mezzo per Ortega, la conclusione all'incrocio dei pali con il mirino, la numero 14 bianca-azzurra, vantaggio del Montesilvano Futsal Club. Pallone alzato per il controllo con il ginocchio da parte di Spadano che rientra, pensa per un attimo alla conclusione, trova ancora spazio, la conclusione arriva in questo momento in diagonale, esulta Verdù, chiusura in spaccata. Melissa Barbana ancora da Putto, Maretti sul secondo palo, la correzione di Natascia Barban, il pareggio dell'Audace Verona, subito l'abbraccio a Melissa Barban, poi al resto del gruppo. Perfetta parità al Pala Roma a 7-0-2 dal termine. In verticale per Foti che deve girarsi, salta Putto, ancora Foti, forse trattenuta, si lamenta la panchina del Montesilvano e arriva un altro giallo per Putto che era già stata ammonita. La rincorsa della numero 21 che va a calciare con il destro, conclusione all'angolino, eccolo il gol dell'ex, l'esultanza di Jessica Naiara, il sorpasso del Montesilvano, 2-1 a 2:36 dalla fine del match. Ed a terra Maretti, si continua a giocare, Melissa Barban con la punta, Marcelli sul primo palo, poi D'Incecco che allontana Maretti, Evelyn, 3 secondi, Maretti, la conclusione da parte di Evelyn all'ultimo secondo, utile, la tocca soltanto Marcelli e c'è il pareggio dell'Audace Verona, esultanza di gruppo, il bacio alle telecamere da parte di Evelyn. E finisce qui, triplice fischio, Montesilvano 2, Audace Verona 2.